problemi di carburante all'aeroporto di Venezia non ne abbiamo e riteniamo che se la situazione rimane immutata continueranno a non esserci. Certo, l'attenzione rimane alta, ma le limitazioni di approvvigionamento di carburante negli aeroporti di Venezia e Treviso, oltre che di Milano Linate e Bologna, annunciate sabato come conseguenza della guerra in Iran dalla RBP Italia, che fa capo alla multinazionale energetica britannica, leader mondiale nel settore petrolifero, non hanno avuto alcun impatto sull'operatività degli scali. La comunicazione arriva direttamente da Save, la società che gestisce tra gli altri gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona. Abbiamo sempre operato regolarmente e continueremo a farlo, non ravvediamo problemi in quanto abbiamo due fornitori principali che non sono ARBP. ARBP è un fornitore secondario che lavora peraltro con pochissime compagnie aeree che si appoggiano al nostro scalo. Siamo molto tranquilli e vogliamo trasmettere anche questa tranquillità ai nostri passeggeri. Secondo Save, la pluralità di fornitori mantiene pienamente sotto controllo l'approvvigionamento di carburante. È un elemento che garantisce continuità e sicurezza. Anzi, sul fronte del traffico aereo, il periodo pasquale ha confermato un andamento molto positivo, con flussi sostenuti sia in arrivo che in partenza, tanto che il 2026 si sta distinguendo in questo senso per una crescita significativa rispetto all'anno precedente. Il 2026 ci vede con un traffico in crescita importante rispetto al 2025 e stiamo anche performando sopra budget. Questa situazione peraltro in questo appunto mesi non ha avuto nessun impatto e prevediamo anche che possa esserci in generale per i paesi ritenuti safe, come sicuramente lo è l'Italia, la Spagna, potrebbero diventare mete di destinazioni attirando un traffico ancora più importante durante i prossimi mesi estivi. In un contesto internazionale che tende a favorire destinazioni percepite come sicure, Italia e Spagna stanno rafforzando la loro attrattività, tanto che a Save ci si attende un'ulteriore crescita dei flussi turistici nei mesi estivi, con ricadute positive anche per il proprio scalo.